La legge sulla partecipazione e il nuovo secolo del lavoro. Corriere del Veneto, mercoledì 11 giugno 2025. Anche ieri, 10 giugno 2025, il lavoro è stato al centro del dibattito politico ed economico. Nessuna sorpresa imprevedibile di fronte al fallimento inevitabile del referendum. Su questo tema, Stefano Allievi ieri ha scritto su queste colonne che la situazione non rimane uguale a prima. È un sostanziale e sostanzioso passo indietro, che finisce per legittimare e rinvigorire il conservatorismo anziché le spinte innovative. La sua analisi è corretta, però c'è un però. Ieri, nell'assoluto silenzio, è entrata in vigore la legge 15 maggio 2025 numero 76, che reca disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. È una spinta innovativa che salda il debito contratto nella Costituzione del 1948, che all'articolo 46 riconosceva il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende in quei modi e nei limiti stabiliti da quelle leggi che nessuno si era poi preso carico di emanare. Spesso si sente dire che la Costituzione italiana è la più bella del mondo, per i suoi valori universali e progressisti, per aver anticipato alcuni diritti e per la sua eleganza giuridica. Con riferimento all'articolo 46, il suo essere così avanzata è anche la ragione che ha ostacolato il compimento di quel diritto. Nella seconda metà del Novecento i tempi non erano maturi per incorporare il lavoro nella governance e nella strategia aziendali. A dire il vero, il secolo scorso aveva fatto la sua parte, con la legge 20 maggio 1970, numero 300, la ben nota legge che ha preso il nome di Statuto dei lavoratori. Lo Statuto dei lavoratori riconosceva un ruolo ufficiale ai sindacati nei luoghi di lavoro e dava avvio alla partecipazione per via istituzionale. Come? Con la creazione delle rappresentanze sindacali aziendali, con il diritto di indire assemblee, di affiggere comunicazioni, di avere permessi retribuiti per espletare la rappresentanza. La legge 15 maggio 2025, numero 76, rinnova la dialettica capitale-lavoro e la porta nella contemporaneità, aprendo alla competizione tra imprese sul mercato del lavoro con strumenti nuovi, a disposizione di chi avrà il coraggio e la visione di coinvolgere il lavoro nelle decisioni aziendali. Alle imprese in cui è proprio vero che la risorsa competitiva critica è la conoscenza, la legge dà gli strumenti per coinvolgere nella governance le persone che la detengono, a volte per via organizzativa, con la partecipazione agli organi decisionali, altre volte per via proprietaria, attraverso la distribuzione di quote. Non è una scelta ideologica, ma di maturità imprenditoriale. A ben vedere, infatti, è quello che succede con regolarità nelle start-up, dove la partecipazione del capitale umano, nella governance e nella proprietà sta nelle cose, senza il bisogno di una normativa specifica. Alle imprese che lamentano la difficoltà di trovare personale di cui hanno bisogno o di trattenere quello più qualificato, la legge suggerisce una chiave di lettura originale. Le persone con le conoscenze critiche possono ritirare il proprio contributo di capitale umano recedendo dall'impresa, le ben note dimissioni volontarie, o anche solo astenendosi dal contribuire pienamente, il meno noto, ma altrettanto evocativo, quiet quitting. La legge ci dice che conviene far partecipare queste persone con sano pragmatismo e la legge, contemporaneamente, offre varie opzioni. Al pari della legge 300 del 1970, la legge 76-2025 è una grande occasione per le parti sociali. La nuova norma, per ben 14 volte, fa riferimento ai contratti collettivi e all'articolo 8,2 richiama gli enti bilaterali come interlocutori privilegiati per le imprese con meno di 35 persone. Così facendo si toglie ogni alibi alle imprese, qualsiasi sia la loro dimensione. Vero è che solo alcune parti sociali hanno accolto positivamente l'innovazione legislativa. Resta il fatto che tutte insieme dovranno prendersi la responsabilità di orientare le decisioni di chi rappresentano, lavoro o imprese. La strada della partecipazione è tutta da costruire. Potrà avere qualche inciampo e porterà con sé un ripensamento dei ruoli.
Nel 2001 Miriam Golden pubblicava un libro sulle strategie degli attori coinvolti nelle politiche di riduzione del personale, in cui analizzava casi esemplari di conflitto industriale in Italia, Gran Bretagna e in altri paesi. In quel libro riconosceva che in alcune situazioni l'ostinazione nel difendere posizioni consolidate aveva portato a eroiche sconfitte. L'auspicio è che, collaborando in modo pragmatico, tutto ciò non succeda mai più.